Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, il canale che ogni giorno vi racconta una storia di calcio. Di solito una volta a settimana trattiamo una nazionale arrivata ai mondiali magari una volta senza più tornarci, o una storia particolare di nazionali dei mondiali. Oggi ci spostiamo in Europa e agli europei, torniamo indietro di una ventina d'anni a Euro 2004 e alla prima e finora unica partecipazione della nazionale lettone agli europei. Abbiamo visto la partecipazione della Georgia negli ultimi europei. Tra l'altro Georgia diventata abbastanza famosa per merito di Kvaratskhelia, che comunque è un giocatore di livello internazionale, ma comunque che è riuscita a qualificarsi agli europei dopo che per anni nelle qualificazioni europee o mondiali, mi ricordo anche diverse partite contro l'Italia, era una squadra abbastanza inconsistente, e invece adesso può comunque vantare almeno un grande calciatore del panorama internazionale. La Lettonia non aveva in realtà neanche questo e riuscì a qualificarsi a Euro 2004, tra l'altro in maniera anche più complessa di quanto non sia adesso, con gli europei allargati a 24 squadre. Lì erano ancora 16, tra l'altro secondo il mio parere il numero perfetto per gli europei, con 4 gironi da 4, si qualificano le prime due senza conteggi e ripescaggi, quarti di finale, semifinali, tutto concentrato in una ventina di giorni, e tutto sempre molto affascinante. Io ho sempre trovato molto affascinanti gli europei, tutte le partite erano importanti, si arrivava già dritti ai quarti di finale, a un passo dalle semifinali. Era davvero molto rapido, ma anche molto affascinante. E la Lettonia non arriva con i favori del pronostico nel suo girone di qualificazione, tutt'altro. C'è la Svezia che è super favorita e che effettivamente vince il girone con qualche affanno, anche con la sconfitta casalinga proprio contro la Lettonia 1-0, ma la Lettonia a sorpresa arriva al secondo posto. Arrivare secondi significa o essere promossi direttamente come la migliore seconda dei raggruppamenti, non è il caso della Lettonia, oppure andare a giocare gli spareggi con le altre seconde, ed è quello che succede alla Lettonia, che ha il suo pupillo, la sua stella, che si chiama Maris Verpakovskis, che è un attaccante che era molto in voga in quegli anni, classe 1979, che non ha avuto poi la carriera che in molti si aspettavano. Agli spareggi la Lettonia pesca la Turchia, sembra un confronto impari, sia perché la Turchia è molto forte, sia perché arriva dal terzo posto ai mondiali del 2002, che è stato un risultato straordinario, ma che comunque mostrava una nazionale forte ed esperta. Sembra favoritissima la Turchia, invece che cosa succede? Che la Lettonia vince la gara di andata a Riga 1-0. A Istanbul al ritorno c'è un inferno, il solito tifo turco caldissimo, la Turchia va sul 2-0, la Lettonia barcolla, sembra non capirci niente, sembra molto più vicina la Turchia a fare il terzo gol che la Lettonia a rientrare in partita. Invece improvvisamente i lettoni segnano il gol del 2-1 e poi arriva il 2-2 che chiude definitivamente la contesa e spedisce inaspettatamente la Lettonia per la prima volta nella sua storia agli europei. È una grande festa, tra l'altro è una storia giovane, quella della nazionale lettone, fino al 92 aggregata all'Unione Sovietica, per cui aveva anche poco modo di emergere, soprattutto in Europa in pochi conoscono le gesta delle nazionali, a parte la Russia. Diciamo che Bielorussia, Georgia, Ucraina e appunto Lettonia, Estonia, Lituania sono delle nazionali tra virgolette di contorno durante le qualificazioni, non arrivano mai a qualificarsi. La Lettonia ci riesce, viene inserita in un raggruppamento abbastanza proibitivo, perché c'è l'Olanda, c'è la Germania e c'è la Repubblica Ceca. Già una di queste tre finirà fuori, figuriamoci se qualcuno pensa che la Lettonia possa
possa qualificarsi, ma l'obiettivo dei lettoni tutto sommato è fare bella figura e non uscire possibilmente con 0 punti. Quello che nessuno si aspetta però è il coraggio e la tenacia della nazionale in maglia rosso scuro, in maglia quasi granata come un po' il Torino o la Regina Amaranto. Arriva l'esordio contro la Repubblica Ceca, che è favoritissima nella partita. La Lettonia a sorpresa va in vantaggio alla fine del primo tempo proprio con Verpakovskis e regge bene anche nel secondo tempo. Negli ultimi 20 minuti però la Repubblica Ceca cala gli assi, segna Milan Baros, che era un giocatore anche lì, un centravanti molto molto importante in quegli anni, segnava tanto, segnò anche nelle file del Liverpool, però forse ha avuto una carriera anche qui leggermente inferiore a quello che si poteva pensare, e segna poi Heinz, che era un attaccante, un centrocampista offensivo comunque che segnava quasi sempre gol decisivi. Finisce 2-1 negli ultimi 20 minuti, la Repubblica Ceca rimonta la Lettonia, la partita finisce 2-1. Tutto sommato la Lettonia ha fatto una discreta figura, anzi un'ottima figura, cadendo soltanto nel finale al cospetto di una squadra peraltro molto esperta come la Repubblica Ceca. Nella seconda partita arriva la Germania, che è una Germania in difficoltà rispetto agli ultimi anni, anche se è arrivata in finale ai mondiali nel 2002, però non è lo squadrone degli anni 80 e di inizio anni 90. I tedeschi hanno un centravanti che si chiama Kevin Kurani, che alla vigilia degli europei valeva tantissimi soldi e che dopo gli europei vedrà svalutarsi clamorosamente il suo prezzo. Io mi ricordo che a mai dire gol iniziarono a prendere un po' in giro Kurani, perché si mangiava dei gol clamorosi durante le partite degli europei, e facevano vedere la valutazione, adesso non mi ricordo, era una valutazione magari di 50 milioni di euro, e a ogni azione in cui lui riusciva il pallone o sbagliava c'era una sorta di clessidra con i milioni che calavano, e alla fine degli europei Urani non valeva più niente, ma effettivamente contro la Lettonia si mangiò dei gol praticamente da dentro la porta, arrivando in ritardo, palloni che andavano solo spinti in rete, in cui lui arrivando in ritardo sbaglia completamente tutto. Non sbaglia solo lui, sbaglia tutta la Germania, che non riesce ad avere la meglio della Lettonia, che sta lì tranquilla in difesa ad aspettare sostanzialmente il fischio finale. Strappa 1-0 insperato all'inizio, e che in fondo fa contenti 2 volte i lettoni, intanto perché fermano una delle nazionali più prestigiose del mondo e potranno sempre dire di aver fermato la Germania sullo 0-0 agli europei, ma soprattutto conquistano il primo punto storico agli europei e centrano l'obiettivo che si erano prefissati all'inizio di non chiudere a 0 punti. Hanno fatto un gol, hanno fatto un punto, tutto sommato va bene così. È chiaro che l'ultima partita contro l'Olanda potrebbe addirittura qualificarli ai quarti di finale. È molto difficile, anche perché l'Olanda è quasi disperata, deve vincere e sperare che la Germania perda contro la Repubblica Ceca per non essere eliminata. Olanda-Lettonia non ha storia, finisce 3-0 per gli olandesi. La Germania perderà peraltro con la Repubblica Ceca e andranno avanti proprio Olanda e Repubblica Ceca. La Lettonia chiude all'ultimo posto con un solo punto, ma è sostanzialmente contenta di aver fatto il massimo che poteva fare. Ha fatto un punto contro la Germania, ha tenuto testa alla Repubblica Ceca ed è crollata solo contro l'Olanda, che però era una squadra molto più forte, molto più attrezzata e soprattutto che aveva disperato bisogno di quei 3 punti per sperare nella qualificazione agli europei. Da allora la Lettonia non si è più qualificata per gli europei e non ha mai raggiunto i mondiali. Tra l'altro a livello tecnico è anche scesa di prestazioni, è tornata ad essere una nazionale di rincalzo
nelle qualificazioni mondiali ed europei. Chissà se un giorno la rivedremo, come dico sempre, con l'allargamento degli europei e dei mondiali tutto diventa più facile, ma forse tutto diventa anche meno magico rispetto al passato, e non parliamo di un passato di 30-40 anni fa, parliamo del 2004, sembra però anche solo il 2004, tutto un altro calcio. Questa era la favola, potremmo chiamarla così, della Lettonia agli europei del 2004, chissà quando la rivedremo. Nel 2004 l'abbiamo vista e noi ci rivediamo sicuramente domani. Avanti tutta, ciao!